Vincere l'isolamento, imparare a fare gruppo e a conquistare autonomia. C'è un efficace progetto destinato a ragazzi autistici che stanno diventando pasticceri. Parte da Mogliano un'iniziativa che accende un faro di speranza e ad alimentato c'è anche una generosa showgirl, Sabrina Salerno, che dice sconfiggiamo l'autismo. Il servizio di Antonello Profita. Gli ingredienti di questi zaetti sono quelli tradizionali: farina di mais, burro, zucchero e uvetta, ma a rendere i biscotti ancora più buoni sono i pasticceri davvero speciali, i ragazzi con problemi di autismo che riescono a saltare l'ostacolo, imparano un mestiere e, sembra quasi un ossimoro, imparano a far gruppo. E questo fa ben sperare anche a un futuro di autonomia, no? Il fatto che siano come dei familiari possano anche pensare un domani a vivere in autonomia da soli. La psicologa offre il supporto scientifico al progetto della Fondazione Oltre il Labirinto, che ha già coinvolto 25 giovani, altri 5 sono in lista d'attesa. L'autismo, dicono gli esperti, è più diffuso di quanto si pensi. Se noi ci rifacciamo ai numeri che danno gli americani sono pazzeschi, 1 ogni 68. Noi in realtà nel nostro piccolo vediamo che 1 ogni 100 è un numero reale. Basta andare nelle scuole e chiedere a un preside quanti ragazzi con diagnosi di autismo sono presenti e scoprirete che è 1 ogni 100. La Fondazione Zanetti ha finanziato l'acquisto delle impastatrici, l'Istituto Costante Gris ha messo a disposizione le proprie cucine e nella pastafrolla ha voluto mettere le mani Sabrina Salerno, testimonial di una campagna contro una malattia forse ancora più insidiosa, l'egoismo. Io non voglio fare parte degli egoisti perché è una cosa che non mi piace, non mi interessa e quindi anche con la mia presenza, anche strappare un sorriso, come dicevo prima, una stretta di mano, dare un piccolo momento di positività, di gioia, mi rende felice e se rende felice la persona che è di fronte a me io ho già ottenuto un bel risultato.